Un programma ricco di eventi, variegato, rivolto a tutte le fasce della popolazione. Il comune di Realmonte organizza Costa Bianca Escate Strada dei Turchi 2021, nonostante la pandemia, insomma si va avanti, Sindaco, un segnale positivo. Sì, nonostante la pandemia, dove io ho già detto alla popolazione di usare la massima responsabilità per fronteggiare e contenere la diffusione da coronavirus, si va avanti e si va avanti con una programmazione importante. Qua abbiamo il manifesto 2021, abbiamo un'attività che viene distinta in sezioni, abbiamo la sezione culturale, la sezione ragazzi, quindi ludico, ricreativa ma anche formativa, e la sezione cultura. La sezione cultura è rappresentata da una rassegna letteraria, un primo evento già è stato fatto, ne seguiranno altri molto importanti con delle tematiche impegnative ma che sicuramente sono in linea con quello che vuole fare questa amministrazione, ossia crescere attraverso la bellezza e attraverso il rispetto rigoroso delle regole, e quindi in linea con quello che vuole essere un modello che sia monito per le future generazioni. Abbiamo anche attività di spettacolo, le attività di spettacolo si faranno al Teatro Costa Bianca, per questo ci saranno delle associazioni che si sono occupati della programmazione, una delle quali è Quintessenza. Grazie a loro avremo attività di punta quali il concerto di Anna Tatangelo, Ibla e tante altre manifestazioni. Avremo anche cabaret con Litterio e La Rosa. Abbiamo anche delle attività che riguardano la cultura, i libri, lo abbiamo già detto, il Respindi, ecco, cabaret, Anna Tatangelo l'ho detto prima, e tanti altri appuntamenti che fanno sì che questo territorio cresca attraverso la sua valorizzazione, quindi sempre in prima linea sarà l'ambiente che ci circonda, le bellezze naturalistiche, ma che non sono un mero contenitore, perché all'interno ci sono i contenuti e quindi ci sono le persone. Abbiamo avuto la collaborazione anche quest'anno del professore Tesè, il quale con l'amministrazione comunale si è interessato di mettere a punto l'intera programmazione. Un grazie particolare io lo vorrei dare al mio assessore allo sport, turismo e spettacolo, Leonardo Fiorica, che è riuscito anche in un periodo così particolare a mettere a punto una programmazione così ricca e così bella e così varia. Professor Stefano Tesè, lei ha curato, diciamo, un po' tutto l'evento Estate Costa Bianca 2021, ecco, in particolare quali sono le cose da attenzionare in cui lei, diciamo, dà anche un aspetto culturale agli eventi? Sì, diciamo che ho collaborato, ho dato una mano, il motto del sindaco era fare squadre, quindi ci siamo preoccupati appunto concretamente di fare squadre, quindi ognuno di dare il proprio contributo. Io l'ho voluto fare nei termini che mi sono propri, insomma, di collaborazione e di disponibilità. Sì, è stato bello costruire questo cartellone, perché ha il pregio di essere intanto nato, programmato in un periodo molto particolare, e poi ha il pregio di essere molto vario e quindi di poter offrire veramente una vasta gamma di possibilità, da quelle spettacolo come i concerti anche con nomi di rilievo nazionale, e poi un'attenzione a tutte le fasce d'età. Si parte dai bambini con Gresti, poi ragazzi, per arrivare proprio a quelli più grandi. Avremo delle manifestazioni che avranno come protagonisti i nostri musicisti realmontini, perché si ripete la seconda rassegna di Realmonte, proprio che è organizzata dai ragazzi, dai giovani e meno giovani, e quindi ci sarà spazio anche per loro, ci sarà spazio per il bel canto, ospiteremo un concerto di arie celebri del nostro repertorio operistico con dei cantanti molto
molto bravi che vengono dalla Scala, e in più abbiamo dato anche questo taglio culturale con la rassegna dedicata alla rassegna letteraria che parla del nostro territorio, infatti della nostra identità, e che coinvolge anche lì autori e scrittori realmontini e non di assoluto spessore. Quindi il tutto, diciamo, è iniziato anche con un'attenzione particolare ad una manifestazione che è la prima ad aprire Costa Bianca dedicata alle donne, e questo è molto importante perché si è voluto dare concretamente anche così un input sull'attenzione particolare sul ruolo della donna tra tradizione e modernità, diciamo così, ed emancipazione. Mi sono impegnato con le risorse che mi sono state messe a disposizione a creare un programma compatibile con le nuove regole anti-Covid, con le possibilità di portare grandi nomi a costi inferiori rispetto a quelli che dovrebbero essere. Per cui è uscito fuori un programma con artisti nazionali, come tu dicevi, Anna Tatangelo, Ibla, Matranga e Minafò, ma anche la tradizione con gli intramontabili Litterio e La Rosa, con la signora Santina, i Respinti, insomma un programma che varia dallo spettacolo al teatro. Ci sarà anche la presenza di Andrea Scanzi, il mattatore della TV di Stato, ecco. È un programma che comunque è accessibile a tutti perché i biglietti sono stati assolutamente ridotti rispetto al finanziamento concesso dal Comune di Realmonte, e quindi vi aspettiamo al Teatro Costa Bianca per le date del White Coast Fest. La biglietteria è al box office, al 2500 troverete tutte le informazioni e la possibilità di prenotare biglietti